Buongiorno e bentrovati, oggi è il 10 maggio, partiamo anche con la provincia di Venezia, l'edicola di TG Plus Notizie prima edizione, naturalmente la rassegna stampa che facciamo ogni mattina per le province di Venezia, Padova e Treviso. Andiamo a Venezia, il salasso dei mutui casa, 4.500 a rischio default, così apre la nuova di Venezia e Mestre. Dopo i rincari, una famiglia su 3 fatica a pagare le rate, sono colpiti soprattutto gli under 35, numerosi allarmanti per i tassi variabili. Il pericolo è quello dei pignoramenti. Attenzione, sono cose molto, molto difficili, queste qua vanno tenute certamente d'occhio. Controlli per una giovane palpeggiata sul treno, clima sempre più pesante in stazione a Mestre. Vedete nella fotonotizia 2 agenti di polizia, 2000 alpini negli hotel di Bibbione e di Jesolo. Naturalmente questa è l'onda del raduno delle penne nere, che sapete che questo weekend arrivano, e presenza 2022, le spiagge battono Rimini, ma d'inverno è il crollo. Vabbè, lo sapevamo che era così. Vediamo le notizie di spalla. Provoca un incidente, scappa a piedi ed è investito. Polse si difende, nessun favore sul comando. Ancora si va avanti con la storia della faccenda di Eraclea, dei casalesi, della mafia di Eraclea. Sul Gazzettino invece, riforme, i veti e le aperture, nuovi assetti istituzionali, Meloni incontra i partiti, Schlein fredda, terzo polo disponibile, la Premier apre all'ipotesi di una bicamerale chiesta dal Movimento 5 Stelle. A giugno la proposta del governo. Troppi esemplari, Trento propone lo spray anti-orso, continua a parlare dell'orso, e vedete che anche qui nella fotonotizia si torna a parlare del raduno degli alpini, 500.000 al raduno, e domenica anche la Meloni, questo a Udine, sapete che ci sono gli alpini. Per passare sul Corriere del Veneto invece, il ritorno delle vecchie province, dipendenti, competenze e cariche elettive come un tempo. Il centrodestra Veneto spinge, il PD invece non chiude, stanno lì, aspettano, vedono, insomma, ne parleranno, chissà, torneranno magari le vecchie province come una volta. Il personaggio è Luca, ha 18 anni e vive a Schio ed è medaglia d'oro alle Olimpiadi. Dice: la matematica è creativa, beato lui. La matematica è difficile, per qualcuno è proprio facile, beato lui. Costretta dal docente a fare sesso in manette, si ritorna a parlare di questo caso dei giorni scorsi, ma è interessante anche questa notizia della CTV. Il biglietto si compra su WhatsApp, ed è una notizia che c'è anche su Notizie Plus da noi, nell'edizione di Venezia. Al CTV si potrà comprare il biglietto via WhatsApp. E Caterina Murino, madrina dell'80ª mostra del cinema di Venezia. Queste sono le notizie per quanto riguarda la provincia di Venezia dalla nostra edicola, che arriva in prima giornata anche oggi. Grazie, a domani.